Potrebbe sembrare una specie di Euro-Catalogna dell'Est, l'Euroregio senza confini, siglata a Palazzo Balbi a Venezia, un soggetto giuridico che raccoglie l'eredità di Alpe Adria e dà concretezza al concetto di Euroregione trasfrontaliera, ossia di soggetto che opera nell'interesse di territori sovranazionali contigui con problematiche simili. Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Carinzia e lista d'attesa c'è pure Slovenia e Istria. Potranno aderire ad Euroregia non appena diventeranno Stati membri dell'Unione Europea. Energia, formazione, sviluppo delle imprese e trasporti, punti dell'agenda della nuova Euroregia. La presidenza sarà in Veneto, la sede in Friuli Venezia Giulia, mentre la direzione spetta alla Carinzia. Io rappresento una regione che ha avuto una diaspora delle nostre imprese. 7.000 imprese che se ne vanno dal Veneto, che cos'è se non è una secessione? La secessione la fanno queste imprese che decidono di andare via. Il governo, invece di pensare a nuove ingegnerie finanziarie per tartassare nuovamente i veneti, dovrebbe pensare a risolvere questo problema. Un'impresa di fronte al 68% di pressione fiscale qui da noi e a un'alternativa che ti parla del 20-25% che so, in Carinzia, sceglie ovviamente dove si paga meno, ma anche perché altrimenti non resta sul mercato. Un risultato l'asse Veneto-Friulano e della Carinzia lo ha già ottenuto con il riconoscimento del corridoio Baltico-Adriatico, una nuova rotta di merci e passeggeri che sfrutterà i porti in APA dell'Alto Adriatico, non a caso i 100 milioni di euro tanto contestati per lo scalo offshore di Venezia. Dobbiamo muoverci però verso il futuro e comunemente, allora le tematiche sono formazione, ricerca, sviluppo, tecnologia e fatto assieme chiaramente. Cercando di far capire a Roma che il modello Friuli Venezia Giulia di un'autonomia responsabile, di una fiscalità di vantaggio, di una regione autonoma che vorrei fosse con me su questa autonomia anche il Veneto e la Carinzia, potessimo trovare un'ipotesi di proposta alle nostre aziende. Facciamo noi, se aspettiamo le risoluzioni da Roma non ci arriveremo mai. Un soggetto che sembra avere una valenza molto politica, che vuole sottolineare un divario profondo con le politiche di governo nazionale. Vienna e Roma, sorde alle esigenze di un'area. Ma noi vogliamo vedere questa Euroregione come la possibilità di essere padroni a casa nostra, il che significa di condividere delle strategie comuni, che sono transfrontaliere, la mia e quella di Renzo Tondo con la Carinzia piuttosto che con l'Istria e la Slovenia, visto e considerato che vi entreranno, e ovviamente portare avanti le prerogative dei nostri territori che non sono quelle magari del Mediterraneo. Da un lato dovremo partecipare a tutte le ipotesi e possibili concorsi per quanto riguarda i quattrini, per quanto riguarda i finanziamenti, i progetti europei, ma soprattutto per fare lobby. Il corridoio Adriatico-Baltico ha dimostrato che quando siamo uniti qualcuno a Bruxelles ci ascolta. E una strigliata d'orecchie all'esecutivo dei professori sembra volerla dare anche il governatore della Carinzia, dove gli imprenditori veneti stanno pensando di avviare una nuova conveniente delocalizzazione. Se rafforziamo con un valore aggiunto anche nel sistema di tassazione i forti, loro sono in grado a sostenere anche quelli che sono meno forti.